I tifosi del Napoli si scatenano con le ultime notizie. Vi innamorerete di ciò che è stato annunciato. Ma prima di parlar bene, voglio che vi piaccia per avere tutte le ultime notizie sul Napoli. Il caos che circonda l'adolescente serbo Matija Popovic continua. Il Napoli si è unito alla corsa per il quotatissimo attaccante. La scorsa settimana il 18enne sembrava a un passo dall'approdare al Milan, prima che tutto si arenasse all'ultimo ostacolo, con le commissioni degli agenti che hanno paralizzato la trattativa. La Juventus ha quindi iniziato a negoziare con l'entourage di Popovic, desiderosa di approfittare della situazione. Anche diversi club europei, tra cui il Manchester City e il Bayern Monaco, sono interessati all'ingaggio di Popovic, che lo scorso anno ha brillato agli europei Under 17. Come riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli ha deciso di partecipare alla corsa per Popovic, cercando di battere club come Bayern e Porto per la firma del giocatore. Anche il Frosinone è coinvolto nella situazione e potrebbe ricevere il giocatore in prestito se il Napoli finisse per assicurarsi i suoi servizi, dandogli la possibilità di essere subito titolare in Serie A. La Juventus sta lavorando per ingaggiare Popovic dopo la sua partenza dal Milan, ma non ha ancora trovato un accordo con gli agenti. Ora tocca a voi, se sarebbe un buon acquisto per il Napoli ditemelo nei commenti. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti sul Napoli.